Lui con la chitarra può fare ciò che crede, perché è un talento nato. Quando gli date una chitarra in mano lui fa uscire l'anima, i suoni, le atmosfere, fa uscire tutto da quelle corde. Con un trio che sono i Dog Sound, li sentite cantare da De Andrea a tante canzoni che hanno fatto parte della nostra vita. Poi ci sono momenti in cui come musicisti vogliono andare oltre, e lui è l'esempio di una persona che vuole andare a scoprire qualcosa di più, che può uscire da se stesso, e in questo caso da se stesso escono canzoni che sono molto belle e che fanno parte anche di questo secondo CD, del quale vorrei parlare con lui, ma vorrei subito presentarvelo. A Sardegna Eras 2023, Mauro Manca. Eccolo qua. Ben arrivato Mauro. È sempre un piacere vederti. Ho accennato a Dog Sound, ma quello fa parte di una storia che è lì. La storia che invece è qua, davanti al pubblico di Sardegna Eras, questo posto di comando, questo tuo nuovo CD, che è nato durante la pandemia. È nato durante la pandemia, nel momento in cui tu, come tanti di noi purtroppo, pensavano che l'uomo se ne fosse andato, che al posto che l'uomo avesse perso, come dici tu, quel posto di comando della propria vita, che invece, grazie ai sacrifici, grazie a tutto un insieme di situazioni, ci siamo poi ripresi. Posto di comando è il tuo, che adesso ti lascio e io tranquillamente me ne vado ad ascoltarti. Mauro Manca! Sì, il posto di comando nasce esattamente in quel periodo in cui le restrizioni erano pazzesche. Insomma, abbiamo vissuto un anno bisestile del 2020 in completo silenzio nelle nostre famiglie, non ci fidavamo più neanche l'uno dell'altro, tra fratello e sorella, ma anche tra marito e moglie. E mi chiamò un amico quel periodo, insomma, noi abbiamo sofferto tutti, ma i musicisti secondo me hanno sofferto ancora di più, anche perché noi abbiamo bisogno di voi per riuscire a esprimerci. E in quelle quattro mura un mio amico mi chiamò e mi disse: ma scusa, ma in questo periodo particolare prova a scrivere qualcosa, se riesci, insomma. Ho detto: guarda, sono troppo preoccupato per scrivere qualcosa, non riesco. E invece poi praticamente dopo un po' di tempo, dopo una parola dopo l'altra, insomma, il concetto si fece un po' chiaro. Quindi questo mio lavoro, posto di comando, parla proprio di quel periodo, anche perché erano nati nuovi comandanti, che erano i sanitari, insomma, anche gente che ci insegnava, anche i conduttori televisivi che ci insegnavano a lavarci le mani come se noi non fossimo dei bambini, no? Ed è stata una cosa terribile, ma poi soprattutto non vedere il viso delle persone, cioè la faccia, tu vedevi soltanto esclusivamente i volti. E per me è stato veramente un periodo terribile. Io praticamente ho scritto questo lavoro intitolato Posto di comando per lo stato di polizia che abbiamo passato. Ascoltatelo. Contro le catene hai mostrato i denti, sparano alle gambe senza accertamenti. Cambieremo rotta dal fiume alla scogliera, un avamposto al giorno sotto la luna piena.
c'è un posto di blocco in zona fumatori, sotto la mia camicia ho un asso di denari. Vorrei cambiare il nome di Sacco mio fratello, e ha perso la lingua leccandosi il coltello. Vorrei portarmi avanti, bruciare la bandiera sotto il fuoco amico. Ho acceso una candela, vorrei un vestito nuovo da primo della classe, 2 guanti ed un cappello e un posto riservato sopra le macerie. C'è un piccolo soldato al volto di un bambino, il cuore di un dannato. Collezionava il sole in compartimenti stagni, ha dissanguato il tempo e gli occhi sono stanchi. Potremo anche dormire ai piedi dell'inverno, arriverai letargo sul filo del tramonto, col vento sulle dita per seminare i giorni, il pane nelle tasche, il sale fra i capelli, armati di conchiglie, di pietre di colori, disegneremo un sogno sul marmo degli altari, armati di parole, di nicotina e fango, in zona fumatori c'è un posto di comando